Un saluto a tutti e ben agattados. Io sono Mario De Montis e sono presidente dell'Associazione Culturale Ala Simbolo. E questo è il primo video che facciamo di una serie biomanna in cui valorizziamo tutto il patrimonio artistico e culturale di Diris e di Oeghi che è Saida di Ussi. E ora mi fa piacere di cominciare proprio con il suo presidente dell'Associazione Culturale Coro Bogas Novas, il più giovane presidente del suo coro Bogas Novas, che si chiama Filippo Careddu, e è il più giovane, Filippo Careddu, è il suo presidente più giovane, e quindi cominciamo già. Presentati Filippo. Io sono Filippo Careddu, nasci del Pacchi di Nussi, e nulla, da 2 anni e questa parte sono presidente del suo coro, sono più giovane, un po' come, prende che internet magari pure altro pizzino giovane a si ponere a cantare, a far andare adelante la cultura sarda e la cultura dei Ussi soprattutto. Per valorizzare pure la lingua e la tradizione. La lingua dei Ussi, so poeta dei Ussi pure. Chi si che stanno a morire in Ussi, proprio la lingua sarda. Quindi grazie al suo coro pure, lo devo ringraziare pure per questo che aiuta in medalogo la cultura e la lingua nostra. Dai me, dai quando va sapere questo dono del suo canto, dai. Da 8 anni mi è giunto un amico a cantare in sala del suo coro, a Soppiano. Già dai primo che era che devo entrare a cantare, però l'ho sempre detto de no, non mi piace, non mi piace. Invece una volta che andiamo un bappo posto su bordi che da voi ti piace. sì, mi piace. Quando vi fusti tu che fu presidente adesso? Tanto, quando mi fiate io vidi l'ultimo anno di Tonino Sanna. Sono in Baglio. Tutte da voi perché c'è Andrea Tedde. Andrea Tedde. Sì. Invece come entrare come membro in suo coro, quando sei entrato? Quanto hanno bisogno il suo coro? Ecco. 11 anni quest'anno. 11 anni. 11 anni a maggio. E sa prima volta che ha cantato, te lamenti? Sì. Vedi la cavalcata a sacca. Tanto su coro fa su battesimo, fa che mi gai, su corica sa prima cantata in pubblico, andai e devia alleare un padrino. E Deo hai alleato Antonio Serra, su battesimo proprio. Antonio Serra l'hai sì. Fatto del padrino. Tu la sai intanto che sa aumentare che quando si fa da adesso coro Bogas Novas di Ussi non bisogna dimenticare mai la memoria di Vicente Mura che è stato un fondatore e un presidente per metà anno che ha aggiunto metà in alto il suo coro in tutta la Sardegna, aggiungendo pure la lingua e la tradizione nostra, e quindi lì lamentiamo a Vincenzo Mura. Più adelante abbiamo a aumentare pure, già sono io, grazie a Dio, sono stato il fondatore, Mario Masia, e tutti gli altri membri che bisogna stare in tutto questo anno. Filippo non bifucca, è nato nel 78, quindi ha 33 anni di vita sul coro di Ussi. Da quando sei presidente? Come sono 2 anni e mezzo, ma non abbiamo allungato la presidenza perché purtroppo mi sono accattato il superiore su Covid. Su coro come tutte le altre cose si è fermato. Non abbiamo potuto né cantare, né non sa cantare, né nulla. Dico che si sappiano pure difficoltà, se questo è pure il motivo che ha convidato a Filippo a fare questa rionata. Capite, pone che di questo Covid su coro si è sappiato pure in difficoltà in Ramos. Sì, purtroppo sa serata che non tiene io a livello economico
non ha permesso di fare progetto che comunque su coro ata. Avete su coro si tenia bio grazie a questa serata che faceva, sì, sì. E poi bisogna essere si pesa. Sì, si pesa su un altro e poi comunque organizzare magari qualche concerto poi su paese, cosa che. Su un altro intensinare, sempre romatesi. Su un altro è Danilo Pingiori, da 21 anni, 22 anni non so ormai. 22 anni, sei affezionata. Sì, non si cagherà ad andare ed è una cosa positiva però. È una cosa meta così. Sì, sì. Prima di adesso poi è cercato pure su primo matto del suo coro fidi come non mi viene su nome, che è matto come pure da su coro di Piaghe. Che vivo dennante giù. Sì, no, prima vivi Rizzu e poi Piero Concu, su matto Piero Concu che come che in Piaghe. Su coro di Piaghe. Sì, su coro di Piaghe su un amico, su un nostro amico. Io non lo conoscia a Filippo, ma da un vago lasciato qua quando ha leggito una cosa che ha pubblicato in Facebook, che gli domandai aiuto e ha descritto che queria un compito a dare che potete su 2.000. Ecco, questo pizzino mette entrato in simpatia e stima, capite, un altro si è dato sua da 28 anni, un altro ha dato tutte queste difficoltà se non dico si vorressero a si dare intervagare. Infatti questo video lo stiamo facendo pure con un appello, capite, da voi. Intanto ringraziamo pure Antonello Corredo che ci ha fatto la ripresa, e il suo video da voi abbiamo sapone tutto sul numero, utile se chi può servire, può aiutare su coro di Ossi, capite, fa che parte del suo patrimonio, del suo patrimonio culturale della città di Ossi su coro, e non deve morire. Ha un'storia, 33 anni, letteralmente in cui sanno chi sei tu, è un digamma, se no. Sì. Quanto sarà da fare sanno? Allora, noi prima le faghi hanno comunque se economia andai a Buruene, perché c'è pure un problema di economia, siamo arrivati a fare 50 serata a Sanno, una ogni tira più o meno. Poi piano piano, se l'economia è andata male, pure noi abbiamo abbasciato questa serata. Come sono andato due, noi mai abbiamo pedito nulla a nessuno. Mai. E per tenere pure che il Coro è sempre stato presente in tutta la manifestazione, sia culturale che sacra, sì. E matrimonio, è sempre stata presente, è proprio una figura presente in questa comunità di Ossi. Ed è per questo che non la dobbiamo perdere, è una ricchezza che non dobbiamo perdere. E si è trattato pure all'estero. Abbiamo fatto viaggi in Svizzera, in Trentino, Figasio, Borneo, in Campania. E da poi l'ultimo viaggio che abbiamo fatto è stato in Roma, un pare a suo amico di Sinergie di Cuori. Figli di Naramu a Natale, sul periodo di Natale, e poi a giocare alluvionato di Olbia. Su 2002 se non sbaglio, un pare a Iso abbiamo cantato in piazza Navona, siamo dedicato 3D e è stata una bellissima esperienza. Si fa a questo gemellaggio culturale? Sì, e poi in lampada del su 2002 sempre siamo andati a Finale Emilia a giocare invece sul terremotato. Una bella cosa solidarietà. Sì. Dunque siamo un gruppo ormai, un coro abbastanza famato, dai, Naramo a livello di Sardegna. Naramo che pure ora non conosco. E in Sardegna invece che si è cantato le faghe serate? In Sardegna abbiamo girato tutta la Sardegna, tutta. Quali sono i ciao sanno più bello Naramo, più che ha fatto... Noi abbiamo fatto più serate a fine, dai, su 2010 su 2003 che battorri. Canta in questo 33 anni, quante persone va passato? Deo sono numero. Allora, abbiamo un po' fatto un conto. Da voi sul prossimo video l'ho chiesto. Allora, quando abbiamo festeggiato su 30ennale, nel 2018, l'ho presentato, poi sonore devo presentare.
ma poi fatto so conto, perché abbiamo che invitare tutto so corica. Siamo arrivati a 60 battor, una 60 cosa battor. che sì. So più mano sono Francisco Pin, Mario Masia, diventavamo qualcuno, Gianmaria Martinez, poi Bessovia, Giuseppe Soggia, adesso che vivo Nino Manca, no? Tutto questo. Sì, poi questo che l'hanno fondato finì, vabbè, Vicente Mura, buonanima, Mario Masia. Sì, ma momento che fa che sa provare addirittura i Sachentina sua. Sì, sa prima volta finì a girare Sachentina e sa domo. E dopo per fortuna. È una figura, un oberno importante, meno importante. Sì, poi per fortuna hanno fatto la prima serie che finì a Roma, sul piccolo, a Roma. La prima serie di La prima serie su loro finì a Roma. Oh. Poi vedere che su Coreossi ha valorizzato pure la poesia del suo poeta Pedro Muresio. Amo pure canta poesia asi cantato di Pedro Muresio. Fizzicheddu fu sa sua. Fizzicheddu sì. Una bellissima sa sua. Naramo su sa cantone che non piace di più, però è che in Salim Basarda. Bellissimo. In Salim Basarda che narra comunque pure a noi giovani, una parte ne narra a noi giovani devono essere, come ti si può narrare, non devi muovere bigonza, devi dare sul sasso. Su che capitello. E soprattutto infatti come tu è per me che sono una vita proprio di Salim Basarda. È molto importante che questa regionata la stiamo facendo con loro giovani in saldo, capite? Potete dare un input a altri giovani. So. Con nonna devo fare così in saldo, beh, mamma tua è fedele mia, quindi ti fai pesato in saldo, babbo tu è una cosa comunque bella in Salim Basarda è che è quasi paragonata a procurate moderate. Perché narra pure di imprimere a mano forte su sardu in ogni luogo, in ogni momento della vita, in scuola come in tribunale. Questa Salim Basarda è la regina nostra, è l'identità nostra. Sì. E ad esempio di una lingua ha un'identità, un popolo, un'etnia, è un mano nostro. E quindi è una cosa, un valore che dobbiamo tenere conto e giocare adelante. Ti voglio andare, metà CD si è fatto? Ne abbiamo fatto due. Su primo vidi sia CD che in cassetta su due mizza e si narra a Bogas Noas. Su secondo invece si è fatto su 2010 si narra a Cantos della vita nostra. E tutto due so CD, si potranno accattare pure in internet, si può cliccare il coro Bogas Noas a chi interessa sì. andate in internet lo cliccate sì, bisogna tutto due sobrano e lo potete come canta cantone e base allora su primo ne hanno fatto 8 ma sono tutto cantone fatta da noi da ramo sì solamente cantata da noi tradizionale pure tradizionale e su primo CD bisogna sa tradizionale come Dio di Salve Maria Sacra Pola invece in su secondo narramo che pure qualche brano nuovo e qualche poeta ho steso pure Filippo tu che sei entrato presidente che hai 26 anni non hai saputo timori a affrontare tutto... Sì e no. Sì e no, vabbè, su cuore più manno di a mia. Su cuore più manno di a mia. Infatti a volte mi devono narrare forse non... Forse l'ho fatto tutta pregunta, cioè sull'ultimo, pure a livello magari psicologico, uno... Sì, però ti narro di no, a fianco a me Bifini comunque sono anno. In più con leggende sapevali tua in internet, poi che comunque collaborai pure prima di essere presidente. Sì. Cioè, che da quando sono entrato sono sempre stato dentro sul direttivo. Comunque a livello pure comunicativo. Sì. Però infatti, quindi non c'è stata una cosa improvvisa. No. È una cosa totalmente diversa. Però questa cosa
Fea che ha dato Filippo e chi è entrato presidente in un momento feo, forse più feo che mai conosciuto. Non solo su Coro, ma passiamo su Silturia. Passata la Silturia. Passa la Silturia, poi sto presidente su Coro. Sì. Speriamo però che passa la Silturia, poi però chi può riprendere, sì. Vede una cosa per tirare avanti. E poi sono benitore, anzi progetto. Noi vogliamo collaborare con Siccola. Perché comunque sono pizzino. Scuola media oppure cominciamo dai esami media. Quindi altri sono un progetto bene. Sì. Siamo ancora preparando alcuna cosa, però cioè, queremos cominciare dai sopizzino, perché comunque sa limba deve partire dai sopizzino. Come ti può essere questo progetto? Come ti si può coinvolgere con il pizzino? Una materia. Gli dai una materia. Una materia salimba salca, come tesi italiano. E io la define i criere. Sì, come tesi italiano, mi manca tra virgolette questa materia. Su un modo lo so obbligare alle aree. Obbligare, no, perché se la parola feo e non banna nessuno, infatti ma da pizzino obbligare invece deve piacere. Quasi si costringe, quasi. Ma deve piacere. Deve piacere. Se non piacere non sta da denaro. Infatti obbligare in un modo dello fare raccorsiare con cosa che li vede, potrebbe essere pure un canto, la musica è una cosa che abbraccia a me questa cosa. Noi a questo punto abbiamo tanta cosa da narrare sulla Sogoro, però come narramo su questa cosa più importante, che penso che Filippo fetta da un comunicato a Sorroseso, ma pure a persone che non sono di Ussi, a dare un aiuto a Sogoro di Ussi, che ha passato un momento non bello, per un motivo che ha ripiegato in Sara. E sicuramente ha da meta progetto dei giocare adenanti e hanno bisogno di un sostegno economico in questo momento. E noi a Seso lo dobbiamo raggiungere, quindi si chiede se narra qualche cosa. Noi non abbiamo mai pedito nulla, siamo sempre stati presenti. Siete sempre autonomo. Sì, abbiamo che filo va che narramo su i nari nostri. Però come su un'emergenza? Come non agattiamo in non è che oltre, non è che... No, purtroppo su dei pochi filo non fatende uscita se il luogo. Tanto si pesa, siamo un tono. Non possiamo dare a suo paese cui chiediamo dare veramente. Siamo resido a fare su 2 per 1000. Tramite sul Ministero della Cultura, è molto semplice, chi ha da denunziare sul reddito può donare tramite sul codice fiscale del Sugoro su 2 per 1000 che è 9203 7220909 basta una in firma. Antonello da voi se lo segna e lo pone di suo figlio e da voi abbiamo pure aperto una raccolta fondi su GoFundMe. Si può cade infatti Coro Bogas Noas tramite GoFundMe perché è una raccolta fondi. Vado un numero? No, basta, si può donare minimo 15 euro, ma noi non pretendiamo che cosa manna. E come si fa per donare questa cosa? Tramite internet. Tramite internet, sì. E invece a livello più pratico, se un anziano, o più pagare può dare qualche cosa, come te fa? Sì, mi chiede chiccare devo tutto la risposta che chiede, assolutamente. No, perché se non lo senti cogliente, nuda in No, nuda. Quindi in internet è su 2 sì, in internet pure è tracciabile. Sa cosa la che fare pure a Salute sul Sole, non piace trasparente. Sì, esatto. Se si comincia comunque a allenare una rama. Sì, abbiamo cominciato a fare questa prova all'inizio in Piazza Sardegna. Come invece siamo a Sant'Ittoria. Su Piazza Sant'Ittoria siamo provando, poi per fortuna ci hanno chiamato su Drese. Quindi piano sì. Su 3D Lampada dobbiamo cantare un affido in Tattari.
L'unico problema è che ancora dobbiamo cantare un bacullaco, non possiamo cantare appunto devi fare come de classico, una sì. E manca dai questa cosa. Manca sì, su contatto corale. Sì. Però mezzo denuda, dai, piano piano, Sì, l'importante è che si sia andata avanti. Bene, io poco da voi vi adenate con un compromesso, lo facciamo a suo coro completo naturalmente, che facciamo proprio questa storia del suo coro di Ossi in un altro video e noi lo coinvolgiamo tutto. Poi come ringrazio Filippo di aver accettato questo compito che l'ha fatto a bene a fare questa riunione e noi lavoriamo a suo coro che infetta serata meta e che ragazzi questo cammino che hai primo e che poca cosa di là da vendere. E a te ti auguro, quanto deve fare un presidente? 2 anni. Ogni 2 anni lo cambiamo. Come un anno in più, ti danno una notte, sì. lo sarà il primo. Va bene. Va bene, ringrazio ancora Filippo e nos auguriamo di non sano in un'altra occasione. Addio a tutti.